Il palinsesto di Pavè pedala, pedala, pedala e va avanti. Manca ancora qualche giro di pedivella e poi arriviamo a chiudere la serata con l'after party che si terrà in Corte Legrenzi. È il momento di Renato Semenzato. Siamo molto emozionati di avere la sua partecipazione stasera. È un'eminenza che ci verrà a parlare di tematiche a noi molto care. Qualche anno fa ospitammo la APS Io non ho paura del lupo, perché ci piace affrontare la complessità di questi problemi da diversi punti di vista, prendendo anche le difese degli animali selvatici. Siete bene al corrente di quello che sta avvenendo con l'avanzamento delle selve e lo spostamento di questi animali che si riappropriano del proprio habitat. Parlammo del lupo, questa sera Renato è venuto a parlarci dell'orso. È una delle sue materie elettive di studio, adesso Renato vi racconterà un po' di più nel suo meraviglioso talk. Buon ascolto. Grazie. Sì, grazie Andrea per l'invito. Ecco, l'argomento, come vedete, ecco, rimango in piedi se non vi crea problemi. Dal telecomando. Sì, grazie, questo sì. Aspetta, mostrami qual è. Per passare da uno all'altro. Penso che siano le frecce. Ok. Sì. Perfetto. Allora, il titolo, vedete, è L'orso che resta, ecologia di una specie al nostro limite. Non si vede, non importa. Il limite che intendo è un limite culturale in verità, perché il lupo, scusate, ma l'orso, ecco, noi non siamo cibo per l'orso, cioè l'orso non ci vuole mangiare. È un animale sostanzialmente vegetariano, la sua dieta è per il 70-80% vegetale, è un grande mangiatore di frutta, quindi di tutti i frutti selvatici, e arricchisce la sua dieta con delle proteine animali, soprattutto mangia molte formiche, no? Sposta pietre, solleva, e proprio in questo periodo, il periodo di aprile e maggio spesso, va a mangiare le carogne, cioè animali che sono stati investiti da slavine e che trova proprio in questo periodo, per cui si nutre anche delle carcasse di cervi, di camosci che trova morti. Ha una mappa, veramente, ha una sorta di GPS per cui ricorda perfettamente le località in cui ha mangiato, perché è un grande camminatore, fa decine di chilometri proprio perché si nutre di quello che trova sull'ambiente e questa conoscenza la trasmette ai figli. Questa è la distribuzione, cioè dove noi possiamo trovare gli orsi attualmente. Vedete che buona parte dell'Europa occidentale è priva di orsi, cioè li abbiamo portati all'estinzione. Si salvano veramente poche decine di individui in Spagna, sui Pirenei, tra Francia e Spagna, e poi una piccola popolazione, ma si parla veramente di poche decine di individui. Poi l'Italia, con la popolazione che non si è mai estinta, quella dell'orso marsicano in Abruzzo, ma anche lì si parla di 50-60 soggetti. Adesso dovrebbero uscire i dati comunque che sembrano essere un po' più robusti, ma sono sempre specie veramente a livello di estinzione, in cui basta un'epidemia per estinguerli, quindi siamo veramente ancora in una condizione molto difficile. Il grosso degli orsi sta tutto nell'ex Jugoslavia e sono paesi che hanno sempre avuto una grande sensibilità per l'ambiente, hanno conservato delle foreste intatte di latifoglie e gli orsi, lupi e linci, quindi una grande sensibilità verso il mondo animale. E poi la grande popolazione, quasi 8.000 individui in Romania. Questa è la situazione italiana, vedete appunto la riassumo con questi 50-60 soggetti, una condizione molto problematica, il progetto di reintroduzione di cui farò degli accenni e la popolazione slovena che spinge alle porte dell'Italia, per cui qualche orso arriva da anni a Tarvisio, okay, nella zona di confine, poi vi mostrerò anche alcune foto, però senza mai costituire una popolazione. Cioè, nonostante questa presenza anche sul Carso sia
Carso Goriziano che Triestino, alcuni soggetti arrivano, sono stati fotografati ma non formano una popolazione, cioè si spostano sostanzialmente solo i maschi. Ecco, purtroppo queste sono le foto che trovate sulla condizione proprio di questi animali, per cui c'era e c'è ancora purtroppo una paura atavica, perché questo animale effettivamente può predare gli animali domestici e quindi vedete insomma questi animali trascinati. Questo è un documento interessante della Val di Fiemme, che è una porzione orientale della provincia di Trento, e guardate che tra la metà del 1700 e il 1800 sono stati abbattuti, uccisi quasi 170 orsi, no? E c'erano delle taglie, un po' come facevano anche col lupo, cioè i grandi predatori purtroppo hanno ancora oggi, ancora nel 2026, questa nomea, e con l'elenco di tutte le famiglie che hanno abbattuto questi orsi. Questo era al tempo, lo è ancora molto meno ovviamente, ma al tempo è chiaro che se l'orso ti ammazzava la vacca oppure la pecora, il maiale o così via, è chiaro che nelle condizioni difficilissime socio-economiche di quegli anni questo era un nemico da togliere di mezzo. Il top proprio, cioè della condizione socio-economica più complessa per quanto riguarda noi, okay, è quello che c'è tra le due guerre, quello che viene chiamato proprio l'anno della fame, tra la guerra 15-18 e la seconda guerra mondiale. Quelli sono ratti, sono pantegane, per cui si mangiavano le pantegane, signori. Quindi figuratevi se erano presenti caprioli, cervi, daini. Ci siamo mangiati letteralmente tutto per non morire di fame noi. Quindi figuratevi se si poteva conservare l'orso o il lupo. Questo era ovviamente era impossibile, no? Questa è un'immagine di quella che era l'Italia degli anni 50, no? Dopo la guerra sostanzialmente, in cui si coltivava qualunque superficie possibile, perché la densità comunque di abitanti dell'Italia era veramente molto alta, anche rispetto alle altre nazioni europee. Quindi abbiamo tagliato tutti i boschi possibili e immaginabili in pianura, ma anche nelle zone collinari, per coltivare, cioè ovviamente per dar da mangiare alle persone, anche nelle zone di alta montagna dove l'agricoltura era un'agricoltura veramente di sussistenza, tanto che siamo di fronte in questi ultimi anni, ormai 30 anni, a uno spopolamento massiccio. Pensate che dalla provincia di Belluno nello scorso decennio, 2021-2031, se ne sono andati qualcosa come 10.000 persone, 1.000 persone al mese, per cercare occasioni di lavoro e di condizioni di vita meno pesanti. La montagna era soprattutto dedita all'allevamento. Ecco, se veniamo a noi, cioè se veniamo all'orso presente sull'area alpina, vedete come c'è questa rarefazione, questa riduzione importante, proprio per quello che vi dicevo, no? Proprio per le paure e effettivamente per la possibilità. Questo è un grande predatore, ok? Però non è il lupo. Il lupo effettivamente è un animale che caccia ed è anche sociale, no? Questo animale, l'orso, è invece una specie, appunto, come dicevo, vegetariana, ma qui si parla proprio di paure, no? Di qualche cosa di inconscio, e quindi siamo arrivati negli anni 50, pensate che c'era già il testo unico sulla caccia del 1939 che vietava la caccia all'orso, e si arriva agli anni 70 addirittura con l'istituzione del parco regionale dell'Adamello Brenta nel 71, in cui si continua ad abbattere gli orsi, no? Quindi senza soluzione di continuità, e si arriva agli anni 90 con la reintroduzione, la fine degli anni 90 con la reintroduzione, in cui c'erano 3 soggetti maschi
vecchi bacucchi di 20 anni che non si riproducevano più, evidentemente. Ecco qui, questo riassume quello che vi ho appena detto, no? Quindi nonostante il parco si è arrivati sostanzialmente all'estinzione della specie, e il parco ad Amello Brenta aveva visto giusto nel proporre la reintroduzione di questo animale proprio per non far dimenticare la presenza di questa specie, che comunque aveva un punto di riferimento in quell'area, no? Si era tentato a qualcosa e si arriva appunto al 1999, con cui si reintroducono dalla Slovenia 10 orsi. Ecco, questo è un dato interessante che non tutti conoscono, di questi singoli maschi che arrivano dalla Slovenia e che seguono il tagliamento. Il tagliamento è uno dei fiumi più naturali d'Italia, è spettacolare. E ha mantenuto appunto queste caratteristiche di corridoio naturale, cioè gli animali usano i fiumi per colonizzare nuovi ambienti, per arrivare fino in pianura. Per cui quest'orso è arrivato a Codroipo. Codroipo è un paesone, un grosso paesone agricolo, ma siamo in pianura, cioè nella pianura più piatta possibile. Una signora in questa frazione di Goricizza apre la porta la mattina e si trova di fronte a un orso adulto, pensate voi, in mezzo ai campi, una cosa pazzesca, e quindi arrivano i carabinieri forestali e la polizia, noi tutti, e abbiamo seguito quest'orso per evitare che venisse investito, e questo si è fatto in una notte 50 chilometri, seguendo la Pontebana sui campi, arrivando a Villesse, non so se conoscete Villesse, dove c'è l'entrata dell'autostrada e c'è anche l'Ikea. E le telecamere dell'Ikea lo hanno filmato sul parcheggio, cosa pazzesca. Da lì, da Villesse, per lui è stato facile risalire sul Carso e poi se n'è andato, fortunatamente. Un bel maschio di 150 kg. Sono quasi tutti maschi questi, perché i maschi nell'orso, i maschi adulti, vanno a cercare nuovi territori, soprattutto nuove femmine con cui accoppiarsi. Non le trovano e ritornano in Slovenia, dove c'è appunto una popolazione di quasi 1000 individui, e lo fanno per riprodursi, ovviamente. Eccolo qui l'orso, vedete che è tornato. Questo è un recinto che viene messo, non è per fargli del male, ma per acchiappare il pelo e per fare la genetica sul pelo. Fare la genetica significa proprio identificare come fosse una carta d'identità l'orso, quindi risalire addirittura anche alla genealogia, no? Ai genitori, ai nonni e così via. È una cosa molto importante, molto utile per conservare questa specie. È un animale carismatico, ovviamente, però molto ingombrante, per cui conservare l'orso significa fare degli grossi sforzi, proprio per la complessità dei sistemi ecologici coinvolti e soprattutto, direi, in maniera ancora più importante, la complessità sociale dei sistemi socio-ecologici, perché è un orso, no? E quindi devi educare, devi formare, no? Le popolazioni, soprattutto le popolazioni locali, quelli che vivono vicini a questo grande animale. Questo è un cucciolo di orso che si sono trovati sulla pista ciclabile di Gorizia. Gorizia, sapete, una cittadina divisa a metà, ok, con Nuova Gorica, ecco. Per cui si trovano questo cucciolo in mezzo alla pista ciclabile, non sanno che fare, chiamano i vigili del fuoco. Chiamano i vigili del fuoco perché l'orsetto si è rifugiato su questo albero, anche molto esile ovviamente. Dopodiché viene preso e si scopre perché la madre l'ha lasciato lì, sostanzialmente l'ha abbandonato. Aveva una malattia renale, è stato curato ed è stato riportato comunque in un'area protetta. Un orso è arrivato perfino, ecco, non è questo, alle porte di Conegliano. Ha seguito le mangiatoie, cioè dove i cacciatori mettono il mais per attirare i cinghiali. Il mais è ovviamente molto appetito dall'orso.
e l'orso è arrivato alle porte di Conegliano. Due ragazzi che tornavano dalla discoteca alle 3 di mattina se lo sono trovato lungo la strada. Questa è una delle ultime osservazioni nel 2024 a Busche, a pochi chilometri da Feltre, okay, nella stessa condizione. Ce n'è anche uno che gira da anni sul Grappa, Seren del Grappa, non so se è stato visto, osservato e così via. Sono tutti maschi, non c'è una femmina, in modo che si insedia e si sviluppa una popolazione. Allora, il progetto di reintroduzione fatto dal Parco Naturale Regionale Adamello Brenta è uno dei tanti progetti che vengono fatti a livello internazionale per ricostituire le popolazioni di grandi predatori. È molto importante perché sono dei tasselli fondamentali all'interno degli ecosistemi, no? Voi sapete, quando si parla di biodiversità, non è che parliamo della farfallina o del fiorellino, parliamo di acqua, okay, pura da bere, aria da respirare che sia pulita, no? Quindi tutto questo ovviamente funziona se tutti gli elementi degli ecosistemi funzionano. Per cui ci sono tutta una serie di progetti a livello internazionale sulla reintroduzione di questi animali che un po' spaventano, no? Però la cultura, no? La trasmissione culturale può ridurre queste paure in maniera efficace e farci capire che è necessario avere questi grandi predatori. Se andate a Los Angeles, in California, il puma è un animale che gira regolarmente, ok? Per la periferia di Los Angeles, come anche il baribal, che è l'orso nero. E lo Stato, appunto, della California ha fatto dei progetti importantissimi, dei viadotti per superare le autostrade, per favorire la presenza di questi grandi predatori. Oppure a Mumbai, in India, c'è il leopardo che gira alla periferia. Il leopardo è un animale interessante perché siccome preda le scimmie sa anche come predare l'uomo, quindi è chiaro che devi avere un'estrema serietà nella gestione di questi grandi predatori, no? Cioè devi tutelare da una parte le persone e cercare di gestire in maniera oculata questi grandi predatori. Il leone asiatico, che è stato riportato in India, che era estinto praticamente, il ghepardo in Iran, no? Quindi, ecco, ci sono proprio tantissimi progetti a livello mondiale sulla reintroduzione di questi grandi predatori. Tornando invece in Italia, okay, tornando a noi, agli orsi che sono più vicini a noi, quindi alla provincia di Trento, quella è l'area dove dal 99 al 2002 sono stati riportati questi 10 orsi dalla Slovenia. Dove? Sulle Dolomiti di Brenta, quindi vedete sulle Giudicarie, l'orso adesso è presente, la Paganella, la Val di Sole, la Val di Non, e sono ancora quasi tutti sul Trentino occidentale. C'è questa barriera che è formata dall'autostrada dove c'è anche il fiume, dove c'è l'Adige, anche nella strada provinciale. Non è una barriera efficace, nel senso che alcuni orsi l'hanno comunque attraversata, per cui qualche orso è arrivato in Primiero, per esempio, d'accordo? E anche sulla Varragarina, quindi, però il grosso degli orsi, la stima, è stata appena fatta una stima, è di circa 120 orsi, sono numeri ancora molto ridotti e tra l'altro con problematiche genetiche serie, perché derivano da 2 maschi. Quindi c'è un problema di consanguinità, di inbreeding, che dovrebbe essere affrontato in maniera efficace. Questo è uno dei problemi, forse il problema più serio. Quando è stato fatto il piano di fattibilità dall'ISPRA, l'ISPRA è l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale, c'era scritto nero su bianco che ci potevano essere delle aggressioni. Quindi era scritto, quindi chi ha preso in mano poi il progetto lo sapeva e sapeva di questo problema dei cosiddetti orsi confidenti. Cosa sono questi orsi confidenti? Io li chiamo intraprendenti, sono orsi intelligenti che capiscono che ci si può procurare del cibo dove noi viviamo.
Quindi dove? Nei cassonetti, ovviamente. Quanti sono? I lavori scientifici indicano dal 3 al 5% degli orsi imparano, no? Sono così intraprendenti da comprendere che stare vicino a noi significa mangiare senza far fatica. Questo però crea dei grossi problemi perché si abituano alla nostra presenza e sono la premessa per degli incidenti che possono essere anche molto gravi, come vedremo. Allora, nel progetto, ripeto, che è del 1999, per cui sono passati 26-27 anni, c'era scritto che bisognava assolutamente distribuire, no, per tutta la provincia di Trento questi cassonetti anti-orso, che non sono nient'altro che dei cassonetti che non sono accessibili all'orso, che gli impediscono quindi di abituarsi e quindi star lontani da noi, perché, vedete, no? Trovare un orso sopra la campana di vetro non è il massimo, evidentemente. La gente si spaventa, ma è normale spaventarsi. Aver paura è del tutto normale, no? È una condizione che ti permette proprio di gestire il problema. Questi sono dei cassonetti, una specie di bidoni, vedete, che fanno in Slovenia, dove appunto la Slovenia ha circa 1 migliaio di orsi, hanno una lunghissima tradizione di presenza dell'orso, e anche le università se ne occupano, a differenza di noi, perché l'Italia non è che sia, a parte l'Università La Sapienza di Roma, non ci sono grandi centri studi su questa specie. Per cui hanno vedete, questi elementi che sono molto semplici, cioè sono delle barre di legno saldate sul terreno che impediscono all'orso di accedere al cibo. Oppure questo sull'autostrada peruviana, vedete, niente di particolare, no? Questo è di metallo, ecco. Noi a Trento, diciamo, non riescono a capire l'importanza, ed è una cosa che conosciamo benissimo, perché siamo cresciuti tutti, no, con i film di Hanna-Barbera, in cui c'era il ranger che, ma al di là dell'aspetto ludico, questo è un problema serio, perché quando l'orso si abitua a mangiare cibo di origine umana, è chiaro che collega la presenza e possono crearsi dei problemi molto seri. Questi sono i primi che la provincia di Trento ha messo dopo 20 anni, quindi pensate, cioè voglio dire, averlo scritto alla fine degli anni 90 e vederli nel 2021, cioè è una cosa che lascia perplessi, no? Perché dovevi farlo subito per evitare gli incidenti. Oppure questi che hanno messo questi cassonetti, ma sappiamo molto bene che la provincia di Trento d'estate raddoppia o triplica la popolazione residente per i turisti, ovviamente. Quindi mettere i sacchetti là sopra non mi pare una buona idea, evidentemente, no? Oppure altre situazioni, anche questa è una zona di orsi, il lago di Cei, quindi non ci siamo ancora, ok? O ancora questa, ecco. Per trovarsi poi un orso fuori di casa. Questo è Malè, è un capoluogo della Val di Sole. Uno esce di casa, si trova di fronte a un orso adulto e credetemi non è una cosa molto piacevole, anche se conosci questo animale, no? Quindi dobbiamo fare la prevenzione e deve essere la più efficace possibile. Ecco, un'altra di queste situazioni, questo è Algone, una località molto bella, molto selvaggia delle Dolomiti di Brenta, e siccome l'orso ha un odorato che è 1200 volte il nostro, per cui potete pensare che cosa fa. Cioè, ci sente a chilometri le fonti di cibo, e quindi anche questi contenitori, no, non adatti, e lui li sente, per cui ha girato attorno a questo rifugio per un po' di giorni, e ovviamente chi gestisce questa struttura non era particolarmente felice.
Il problema del foraggiamento che giustamente la LAV ha sollevato è un grosso problema, no? Cioè, se questo poteva avere un senso negli anni 50-60 per far aumentare la densità del capriolo, del cervo e così via, ma in questi anni ormai non ha più senso perché abbiamo delle popolazioni importantissime di cervo. Pensate che solo la provincia di Belluno ha qualche cosa come 33.000 ungulati, no? Quindi dei numeri, c'è un incidente mezzo al giorno con gli ungulati a Belluno. Provate a pensare, quindi è un problema serio, no? Cioè si rischia la vita, è morto un ragazzo sulla destra Piave per andare a Feltre, quindi è un problema serio. Quindi foraggiare oggi non ha più senso, perché attira i predatori, perché è chiaro che il lupo va lì per cercare di predare e l'orso va a cercare di mangiarsi il mais, questo è ovvio, voglio dire, no? Non dovrebbe servire neanche più a sottolinearlo, tanto è palese la situazione. Ecco, questa purtroppo io ve l'ho messo perché era necessario, perché è conosciuto da tutti, questa è l'area in cui è morto quel ragazzo il 5 aprile del 2023, Andrea Papi, a Caldesse, un paesino, ecco. Lui correva in montagna e sapete che quando si corre in montagna spesso si tagliano i sentieri, no? Per arrivare a casa prima, doveva andare a cena con la fidanzata, e ha tagliato questi sentieri al tramonto e si è trovato di fronte alla femmina, una femmina adulta con 3 piccoli. E la femmina difende i piccoli, non c'è alternativa, come fanno tutte le femmine madri, e questo ragazzo è morto. L'aspetto ovviamente più deteriore è che la provincia non abbia informato le persone che vivono lì della presenza di una femmina con i piccoli, che è una cosa fondamentale che devi fare, proprio per tutelare le persone da una parte e tutelare gli orsi dall'altro. Perché per andare a correre, voglio dire, puoi andare su quel sentiero oppure in un altro sentiero. Questo non è stato fatto, non lo sapeva, perché non sarebbe andato lì, ed è successo questo incidente mortale perché il ragazzo è morto. 2 mesi dopo questa tragedia, perché è successo il 5 aprile, e qui siamo al 12 aprile 2023, c'era un altro orso che andava a cercare di tirar fuori il cibo da un cassonetto, ok? Che non era adatto a fermarlo. Quindi vedete come si ripete continuamente il problema dei rifiuti. Se non si risolve, si rischiano ulteriori tragedie. E quindi abbiamo, ovviamente, perché questo bisogna comprenderlo, delle manifestazioni da parte della gente, questo è ovvio, insomma. Muore un ragazzo di 26 anni ed è una tragedia immensa, ovviamente. E quindi queste manifestazioni, abbiamo paura di essere azzannati sotto casa, chiaramente, ma ripeto, è comprensibilissimo evidentemente. Però il nocciolo della questione qual è? Cioè, qual è la risposta che viene data? La risposta che viene data è che siamo di fronte a numeri incredibili di ricorsi al TAR, di pronunciamenti del Consiglio di Stato, di ricorsi alla Corte di Giustizia, e non si opera invece sulla gestione, sulla vera gestione, no? Che è quella scientifica, come fanno in tutto il mondo, come fanno in Canada con i grizzly, come fa la Slovenia. Ripeto, qui si parla di 100 orsi, è un numero piccolissimo. La Slovenia, che è poco più grande del Veneto, ne ha 1000 di orsi e non ha tutti questi problemi. Quindi è chiaro che c'è un problema di gestione. La gestione non può che basarsi su una forte bussola scientifica, cioè avere dei dati per percorrere e arrivare a determinati obiettivi, che è quella ovviamente della conservazione di questa specie, che però ecco, non dobbiamo cercare
soluzioni nell'emergenza, quando c'è l'attacco. Perché quando c'è l'attacco soluzioni ovviamente sono molto ridotte. Invece noi dobbiamo raccogliere dei dati sul comportamento di questi animali, una cosa che abbiamo detto tutti, anche il ministro Sergio Costa, anche recentemente. Questi animali, proprio perché sono ancora in un'area densamente abitata, la provincia di Trento e la provincia di Bolzano, essendo due province autonome, hanno ancora una densità notevole di residenti. E quindi è chiaro che mano a mano che la popolazione di orso aumenta, aumentano anche gli incontri tra esseri umani e orso. Quindi avere un alto numero di orsi dotato di radiocollare, sapete ormai ci sono questi radiocollari satellitari molto efficaci, può permettere di conoscere molto bene anche come funziona veramente questo tema degli orsi confidenti, perché non sono orsi aggressivi. Cioè l'orso non ci vuole mangiare, non siamo il cibo per loro. Ma l'orso è ovviamente molto sensibile al disturbo. Nel 99,9% dei casi l'orso, quando ci sente, o con l'olfatto o con l'udito, se ne va, si allontana. Cioè noi siamo una specie che determina un disturbo formidabile per questa specie. E quindi si allontana. Sono molto rari gli incontri. Però questo aspetto su cui noi spingiamo e anche le associazioni ambientalistiche spingono giustamente in questa direzione, ecco, non è che viene preso molto in considerazione perché mi pare che abbiano 2 orsi con radiocollare. E invece, ripeto, sarebbe importante capire bene cosa sia successo al di là dei censimenti. I censimenti vengono fatti raccogliendo il DNA dalle feci, come vi ho già detto, no? Quindi sono dati molto buoni, ma è molto limitante perché non sappiamo cosa succede, non sappiamo dove sono le femmine coi piccoli. Il parco ad Amello Brenta inizialmente aveva fatto delle mappe che pubblicava regolarmente con la localizzazione delle femmine con i piccoli. Questa era una cosa veramente molto interessante. E tutti i tecnici, tutti i biologi che si occupano di queste specie l'avevano sostenuta e spinta, però poi la politica ha fatto altre scelte. Ecco, qui vi ho messo alcuni degli incidenti che sono capitati in provincia di Trento, proprio per descrivere come avvengono. Allora, alcuni incidenti sono successi con delle persone che vanno a raccogliere funghi con la pioggia. Chi lo fa dal punto di vista lavorativo, cioè chi vuole raccogliere molti funghi per venderli, va con la pioggia. La pioggia che cosa fa? Riduce il rumore e riduce anche la capacità olfattiva, cioè il fatto che l'orso possa sentire. Infatti uno di questi che è stato attaccato ha sorpreso l'orsa che dormiva in bosco sotto la pioggia. Quindi la pioggia e la nebbia evidentemente sono degli elementi di cui tener conto se vai a funghi con la pioggia o con la nebbia. Un'altra questione importante è quella del cane. Cioè il cane lasciato libero. Ora, per legge, il cane deve essere al guinzaglio, attenzione. È chiaro che tutti i proprietari di cani, me compreso, ci piace vedere il cane libero, questo è ovvio, no? Perché, ecco. Però se siete in quelle valli di cui vi ho mostrato prima, cioè nel Trentino occidentale, sulle Dolomiti di Brenta, il cane dovete tenerlo al guinzaglio. Perché? Perché il cane sente l'orso, lo trova. È successo così, alcuni incidenti, per esempio col fratello del sindaco di Rabbi. Rabbi è una località della provincia di Trento. Ed è tornato con l'orso, perché l'orso insegue il cane. Ecco. Per cui ti porta l'orso addosso, non è una cosa interessante. Quindi cane al guinzaglio, ma ripeto, se vi trova la guardia forestale in bosco con il cane libero vi fa la multa. E ha ragione. Sempre con la questione dei rifiuti, ad Andalo, conoscete Andalo, c'è il lago,
c'erano insomma due persone che camminavano d'estate lungo il lago e un orso è uscito da un contenitore dei rifiuti. Questo ragazzo era anche un carabiniere, cioè non è successo nulla, o meglio sì, l'hanno ferito, ma con insomma, conseguenze non importantissime, no? Ecco. Quindi il problema dei rifiuti che si ripete e si ripropone continuamente. Muoversi per esempio all'alba e al tramonto senza far rumore, ecco questo è molto importante, fare un po' di rumore. Il 90% degli incidenti avviene a carico dei residenti, chi abita lì, perché chi abita lì va fuori col cane da solo, ovviamente, non va in compagnia. Sono i turisti che vanno fuori almeno con l'amico a camminare, per cui un po' di rumore lo fai comunque. Ma tutto questo va spiegato, soprattutto va ordinato, tra virgolette, ai residenti, perché molto spesso loro protestano. Ci sono state delle proteste sul Monte Bondone, giustamente perché dicono che non si sentono più liberi di camminare nel bosco. Io direi che si tratta solo di fare dell'attenzione e di fare un po' di rumore, ma non serve nemmeno uscire col tamburo o col campanellino, come dicono alcuni. Se volete usare il campanellino, usatelo. Andare in montagna per usare il campanellino non è il massimo, a mio parere, no? Ma fare un po' di rumore, sì, se sai che c'è l'orso, ovviamente. Un turista francese, è successo 2 anni fa ormai, nell'Alto Garda, comune di Dreux, lui è andato a correre, erano le 6:30 di mattina, ormai con i cambiamenti climatici anche in montagna d'estate fa molto caldo, e correndo ha incrociato l'orso, purtroppo, no? E lo ha spaventato. Il problema è questo, no? Cioè, il problema è quello di non sorprenderlo. Ecco, qui vi do alcune regole che sono state dette un po' da tutte le istituzioni e le associazioni, no? Quindi, ripeto, stare in gruppo, questo è quasi normale per chi va fuori, ma per voi che andate in bicicletta, no? Visto che il tema è questo, è quasi normale, no? Fate un po' di rumore comunque. Ripeto, non si tratta di fare schiamazzi o altro, fare un po' di rumore. Lui ci sente a chilometri di distanza. Il meteo ve l'ho già detto, quindi, ripeto, andare in giro con la pioggia a cercare funghi non è una cosa molto intelligente in presenza dell'orso, o comunque se decidete di farlo, fate un po' di rumore. Ok, il discorso del cane l'abbiamo già visto. Tenere il cane al guinzaglio, questo è molto importante. Vedete un orso? In alcuni casi, se siete fortunati o magari qualcuno vi accompagna, se lo vedete a 100-200 metri è una bellissima occasione, voglio dire, per osservare un animale splendido, perché è veramente qualcosa di eccezionale, quindi osservatelo con tutta tranquillità, ma non gli andate incontro, no? Scusate che... sì. Non andate incontro, perché c'è gente che addirittura ha preso un cucciolo di orso in mano in Slovenia e poi si è lamentata che la femmina l'ha aggredito. Cioè siamo, no, a quei livelli di... così. Se per caso, no, cioè il caso vuole che riuscite ad avvicinarvi, cioè l'orso si avvicina, state fermi, loro dicono mantenete la calma. Non è facile mantenere la calma, no? Perché è chiaro, è un animale imponente, però evitate schiamazzi, non agitatevi, non lanciate pietre, perché c'è gente che si inventa di lanciargli pietre, no? Cose pazzesche, e l'hanno fatto, oppure vengono inseguiti, cose altrettanto da non fare, ovviamente. Può capitare, è molto raro, ripeto, perché comunque incontrare l'orso è una cosa veramente molto rara, ma ammettiamo che per una serie di condizioni avete l'orso che manifesta aggressività. Come la manifesta? La manifesta per esempio battendo per terra con la zampa, oppure soffiando, facendo alcuni rumori. State fermi anche in quel caso e arretrate
con calma, cioè cercate proprio di tornare sui vostri passi, senza fare nulla assolutamente. Oppure nella condizione peggiore in assoluto, ok? Che è quella in cui ci siano proprio un'aggressività manifesta. L'orso può fare dei falsi attacchi, cioè vi viene incontro velocemente, è un animale che nei primi 50 metri è velocissimo, per cui non pensate di correre, non pensate di scappare, perché lui è molto più veloce, anche se siete allenati, ok? Nemmeno arrampicarvi, lui si arrampica in maniera eccezionale, lo fanno i cuccioli fin da piccoli, ma lo fanno anche gli adulti. Quindi la cosa da fare, nella sfortunata ipotesi che l'orso vi carichi, mettetevi faccia a terra, ok? Con le mani sulla nuca, state fermi, se avete lo zaino, tenete lo zaino sulla schiena che vi protegge. In questo modo, questo turista belga, che era in vacanza, ha subito qualche graffio. Perché, ripeto, lui è più terrorizzato di noi. Cioè noi siamo l'elemento che l'ha portato all'estinzione. Chiaro? Quindi questa è una reazione proprio ultima proprio. Se si alza in piedi, a me è capitato in Abruzzo, ed ero quel veterinario del parco e così via, comunque è una cosa che ti crea problemi ovviamente, ma se sai come comportarti, lui lo fa per guardare chi sei, per capire le dimensioni. Diciamo che la vista non è proprio la caratteristica più importante nell'orso, è più l'olfatto, più l'udito. Ci vede molto bene comunque, ma per capire se sei un elemento di disturbo così importante si alza in piedi. Non è un attacco, è solo per capire e comprendere con chi ha a che fare. Spesso, è successo a me, si mette a quattro zampe e scappa. Va bene? Quindi se noi conosciamo come lui si comporta, possiamo a nostra volta anche mettere in atto questo modo di reagire. Ecco, io direi che vado verso la conclusione, ecco, con questa foto di lui che dorme. Grazie.